Quelle riflessioni estemporanee, cioè ci ho pensato adesso, dopo tutto questo tempo, ma la sigla iniziale si intitola Ride the Wind, mentre la sigla finale si intitola Learning to Fly. Ci sarà pure un nesso, no? Comunque, cari ascoltatori, eccoci qui, Max Ungaro al Bosco dei Sogni. Siamo già in collegamento, in diretta con il nuovo ospite. Tutto bene, Gianluca? Ciao, tutto bene? Sì, benissimo, benissimo. Eccoci qui, Gianluca Amore. Ti capiterà quasi ogni giorno che tu ti senti chiamare, giri la testa e invece non è per te, cioè amore. Ormai ci ho fatto il callo, ci ho fatto l'abitudine, ci ho fatto l'orecchio. Lo so. Riconosco dal tono, insomma, se uno mi sta chiamando per cognome, quindi anche un po' formale, oppure sta chiamando qualcun altro. Senti un po', intanto veramente complimentissimi per tutto quello che fai, per la grinta, la passione che ci metti, ma tutto quello che trasmetti. Sei un trasmettitore di amore, vero e proprio, ci siamo. Grazie, wow, grazie. Un bel complimento, grazie. Beh, guarda, è la pura e semplice verità, perché cari ascoltatori, adesso intanto mi prendo il mio minuto canonico per presentare il nuovo ospite come si deve, anche con te Gianluca, cioè non basta un'intera pagina di Wikipedia per dire tutto quello che fai. Io condenso, ci provo, ok? Ok, ma perché sono vecchio, perché sto andando verso i 36 e mezzo, quindi quasi verso i 37, quindi ecco. È un'età fondamentale, un'età steineriana, ma sei un ragazzino. Sentite un po' quante cose ha fatto il nostro Gianluca, direttore artistico e fondatore del coro NAME e dell'associazione musicale Coristi per Caso. Si è esibito in diverse realtà musicali, tra cui il Kyoene Arena e il Gran Teatro Geox, ragazzi. Ha ricevuto diversi riconoscimenti, tra cui il primo posto all'Evoli Festival nella categoria inediti, con il brano Fuori Luogo, finalista a Castrocaro e a San Marino Song Contest, con il brano Pray, che adesso andremo ad ascoltare, primo posto al Musica Bella Festival in onore di Gianni Bella, e poi è performer nel prestigioso spettacolo Long Live the Queen, o Long Live, come si dice in questo caso? Sai che non lo so, infatti mentre ti ascoltavo non mi ricordo. Long live the Queen. Live, lunga vita ai Queen. Quindi Queen, esatto. Tribute Show insieme alla tribute band numero 1 in Europa, Break Free. Poi interpreti alcuni brani di George Michael e dei Queen, cioè cosa difficilissima, calcando palchi nazionali e internazionali. E ti abbiamo visto anche all'80ª edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Hai cantato al premio Cinema Veneto Leone di Vetro, cioè una cosa prestigiosissima. E tra le altre cose, dal 2018 musicoterapeuta, certificato presso l'Università Jean Monnet di Bruxelles. Si occupa di musicoterapia in ambito terapeutico e preventivo. Non ti fai mancare nulla, Gianluca. Ma infatti, ma poi pensa che invece a me sembra sempre di non fare mai abbastanza. Quindi ho sempre questa sindrome di che non sto mai facendo la cosa giusta, o comunque sì, ho sempre questa cosa di non fare mai abbastanza, ma mi è utile risentire un pochino tutto quanto, perché magari prendo anche un pochino più coscienza di tutte le cose che ho fatto. È terapeutico, ecco, anche per me. Deve esserlo, no? È ambivalente. Mm-hmm. Noi siamo arrivati al punto che c'è una sorta di concept in atto che si è definito benissimo con il nuovo singolo Pray. Cioè tu proprio parli di mente, di corpo e di spirito con questa Pray. Esatto, nel senso che questa Pray è la terza canzone pubblicata nel 2025, che per me è un anno molto importante perché fondamentalmente è l'anno in cui ho deciso, insieme a tutte le cose che facevo prima che hai elencato, di dedicarmi in maniera più seria, più consapevole alla mia carriera musicale da artista e da cantautore, e diciamo che questa terza canzone va a chiudere una piccola trilogia, perché è uscita a febbraio Fuori Luogo, che rappresenta un po' la mente, i pensieri intrusivi dell'artista, anche raccontati con una certa ironia. Poi quest'estate ho fatto uscire questo brano che si chiama Sangria, che invece è un po' l'esplorazione del corpo, la passione, il fuoco, la spontaneità, e poi c'è questa Pray che invece è la parte più spirituale, diciamo così, nel senso che è un brano nato l'anno scorso in un momento di difficoltà e quindi è un grido d'aiuto a una dimensione anche ultraterrena, mettiamola così, e quindi mi piaceva pensare
a queste 3 canzoni come 3 parti diverse della stessa cosa poi alla fine, quindi mente, corpo e spirito. Sono quei momenti che capitano a tutti, che ti arrivano, in cui hai una sorta di stop, no? Che dici, e adesso che faccio? E mo che si fa? E quindi sei lì che apri un po' il tuo interiore anche a una ricerca, a un aiuto più profondo e spirituale, di una dimensione spirituale. E per te allora come si è sbloccata, come si è mossa poi la cosa? Sono momenti anche di crescita profonda. Sì, assolutamente. Guarda, diciamo che poi nel mio caso, perché ognuno di noi è diverso e ha anche la propria ancora di salvezza, la propria chiave terapeutica, nel mio caso poi è sempre la musica che mi viene a salvare, nel senso che poi io ho vissuto questo momento l'anno scorso, con un ritorno di fiamma poco tempo fa anche, ma diciamo che poi la cosa si è, non dico risolta, ma si è trasformata nel momento in cui poi sono arrivati proprio degli appuntamenti musicali, quindi io ho proprio bisogno di stare sul palco, di cantare, di fare musica, di fare arte, e quindi questa cosa si è trasformata in questa maniera qui, facendo proprio musica, facendo quello che amo fare. Infatti per quando canto io sto bene, quando non canto tendo ad avere dei momenti di buio, anche se poi in realtà sto lavorando per far sì che in realtà anche i momenti in cui non si canta o non ci sono magari tante cose lavorative sono comunque momenti preziosi, perché servono comunque a fare spazio per altre cose, quindi bisogna poi accettare tutto. Però ecco, la mia chiave terapeutica è sempre la musica alla fine. Avete sentito, cari ascoltatori? E allora, sapete cosa vi dico? Ma facciamolo cantare il nostro Gianluca, e partiamo proprio dall'ultimissimo, nuovissimo singolo Pray, che ha in sé tutto questo, una grandissima ricerca interiore, una trasformazione, un tornare in accordo con se stessi nel dirsi: senti, a me piace veramente fare questo ed è quello che voglio fare, il mio target, il mio obiettivo, quindi il vento deve soffiare su queste vele. Passiamolo allora. Pray, a tra pochissimo. Across the sky, the engine rose, I don't know why. I need to run cause I can stay. It's too late, I lost my way. The road I had is stolen sea, but there's nothing guiding me. Fate is all I have to hold, but inside I feel so cold. I'm losing ground, signal not found. I drive alone across the night. There's no map, there's no sign. I hear your voices calling me, telling me where I should be. Every time I search my mind, there's nothing on myself I like. I pray I find a place to hide. I'm losing hope, even
Guido solo nella notte, senza mappa, senza segnali, e ogni volta che cerco nella mia mente non c'è nulla di me che mi convinca. Prego di trovare un posto in cui nascondermi. Sto perdendo la speranza, questo dolore continua. Prendi la mia mano e portami a casa. Sono solo un uomo, lasciato solo, con un gran bisogno di pregare, pregare. Guidami tu nella notte, lì dove posso trovare la luce. Gianluca Amore, Pray. Una botta di leggerezza proprio, vedi, una botta proprio di leggerezza. Ma sai, no, ti dirò, uno si potrebbe aspettare, cioè anche un po' con la spiegazione che abbiamo dato inizialmente, un qualcosa un po' più soffuso, no? Una sorta quasi di proprio invocazione, ma anche sofferente. Invece qui c'è tanta grinta, cioè voglio dire, beh, insomma, sblocchiamo questa situazione o no? Cioè, grinta. Ma infatti mi rendo conto che poi ogni volta che scrivo i brani, che canto, che produco, che insomma faccio delle cose mie, poi tendo comunque a dare sempre delle risposte molto energiche, anche su temi, forse anche un po' per esorcizzare alcune sensazioni, come su questo brano, ma su Fuori Luogo era un po' la stessa cosa, o anche su altri brani del passato, che magari l'argomento non era leggero, però io cercavo comunque di trasformarlo musicalmente in qualcosa di o ironico nel caso di Fuori Luogo, o comunque come nel caso di Prey, di qualcosa di energico, come di trasformazione, no? Di un'energia che comunque in qualche modo deve venire fuori. Intanto consiglio ai nostri ascoltatori di andare a vedere anche il video come degli altri tuoi brani, perché è un video molto particolare, cioè volevi proprio che rappresentasse la ricerca di se stessi nella natura, per ritrovare un contatto, cioè una verità, un'esperienza reale. Infatti si passa da un set chiuso, quasi industriale, a spazi aperti di lago, colline, a rappresentare un po' la lotta tra il buio e la luce, no? Esatto, esattamente. Infatti il video, che è diretto da Nicola Patron, che è un videomaker con cui collaboro da tanti anni, dove poi io parte sempre da una mia idea di storytelling, anche la parte visiva, quindi ho sempre avuto io le idee sui miei video, ma Nicola mi ha sempre saputo ascoltare. E il video di Prey, appunto, come dicevi tu, cercavamo un posto che avesse uno spazio molto aperto e allo stesso tempo anche alcuni spazi chiusi, e quindi siccome la canzone si basa proprio su questo buio alla ricerca della luce, di questa strofa anche molto serrata a livello di ritmica e poi molto larga invece nel ritornello, cercavamo proprio anche a livello visivo, a livello video, di trasformare questa e poter restituire questa idea di dualità, e insomma ci siamo riusciti, credo, insomma. Direi proprio di sì. Visto che sei anche musicoterapeuta, il potere della musica oggigiorno può servire ad arrivare alle persone che attualmente sono leggermente un po' chiuse in se stesse? Sì, assolutamente sì. Io appunto ho lavorato come musicoterapeuta per 6 anni, poi l'anno scorso, in questa mia fase in cui mi sono dedicato alla mia carriera, ho messo un attimo in stop il mio lavoro da musicoterapeuta. Però ecco, per 6 anni ho lavorato con vari tipi di utenze, perché ho lavorato con adulti in gruppi di psichiatria, con adulti autistici gravi, ho lavorato anche con bambini in progetti di musicoterapia preventiva, con adolescenti, e diciamo che la musica è sicuramente un linguaggio universale che aiuta a lavorare con alcuni obiettivi, insomma, prefissati anche nei contesti terapeutici, insieme ad altre figure sanitarie, come per esempio psicologi, psichiatri, infermieri o quant'altro, e aiuta sicuramente a promuovere un cambiamento, anche a realizzare una diversa comunicazione anche più profonda del sé, che va oltre le parole. Quindi spesso noi, tramite il linguaggio musicale o strumentale, perché nel senso io lavoravo molto con la musicoterapia vocale, però anche insieme agli strumenti, spesso riusciamo a entrare in comunicazione in un modo molto più vero, molto più onesto, molto più reale rispetto a quanto faccia magari il linguaggio convenzionale. Ecco, quindi il senso della musicoterapia è quello di promuovere poi un cambiamento e anche di migliorare la qualità della vita di alcune utenze particolari. Senza filtri, senza maschere, l'autenticità, questo linguaggio universale che ci unisce tutti i nostri cuori. Allora, abbiamo detto che
ti sei esibito tra gli altri, abbiamo proprio un riassuntino questo, al Chioene Arena, al Gran Teatro Geox. È un'emozione, Sì. è un'emozione salire su questi palchi. Sì, io ho calcato quei palchi quando ero molto giovane, però prima hai detto che sono giovanissimo, quindi insomma ero ancora più giovanissimo perché cantavo sia come corista che come solista con un coro molto importante di Padova che sono i Summertime e ho cantato da solista e da corista in quei palchi ed è un'emozione, ma per me è sempre stata un'emozione bellissima, cioè io mi sono sempre sentito a casa sul palco ed era proprio qualcosa di unico. E mi è infatti sempre piaciuto essere sul palco, infatti quest'anno paradossalmente dove l'ho dedicato a come dire, a creare a lavorare tra virgolette alle mie produzioni, alle mie canzoni per farmi conoscere, ma l'obiettivo poi alla fine è sempre quello di essere sul palco, quindi arrivare a palchi importanti, più che altro perché mi piace l'idea di poter arrivare a quante più persone possibili, e questo poi ovviamente nel campo della musica indipendente è la cosa più difficile, però insomma ci stiamo lavorando. Guarda, abbiamo nominato già 2 palchi prestigiosi, il Chioene Arena e il Gran Teatro Geox. Ne manca un terzo, proprio qui, il Teatro Verdi. Com'è andata il Teatro Verdi, ragazzi? Quello è stato un bel obiettivo e allo stesso tempo un punto di partenza, perché nel 2023 ho realizzato un concerto proprio mio, quando dirigevo il coro Name che ho fondato anche 10 anni fa. Adesso sono in stop anche con quella realtà corale, però sono riuscito a realizzare un concerto mio insieme a un coro di 40 persone, una band in elettrico, un quartetto d'archi e ospiti, con brani sia cover, diciamo così, ma soprattutto inediti, perché ai tempi avevo pubblicato un album e quindi ho realizzato questo sogno di fare questo concerto nel teatro antico più importante di Padova sicuramente, e ho anche curato la parte creativa, la parte artistica e la parte insomma anche di organizzazione. Infatti poi dopo ero finito, cioè nel senso dopo ero consumato, perché la mattina del concerto stavo imbustando fisicamente i biglietti da dare poi alla biglietteria, quindi ero in una fase della mia vita in cui facevo 27 cose contemporaneamente. Infatti quel concerto è stato meraviglioso e una delle cose più belle della mia vita, dall'altro è stato anche un momento di riflessione, perché ho detto ok, io voglio fare questo nella vita, ma voglio fare soprattutto il direttore artistico dei miei concerti e il cantante e l'autore dei miei concerti, però insomma mi piacerebbe che la parte organizzativa la seguisse qualcun altro. Però insomma ecco, è stato un bellissimo obiettivo raggiunto, ma mi piace pensarlo anche, forse perché sono anche una persona ambiziosa, come un punto di partenza, ecco. Mi piacerebbe fare tanti teatri verdi, ecco, mettiamola così. Certo. Quello è l'obiettivo. E per chi si è connesso da poco e mi ha scritto e mi sta salutando, ci sta salutando, ce lo sta chiedendo, siamo con Gianluca Amore. E per Eccolo. chi si è perso il primo singolo che abbiamo passato, Pray, adesso andiamo a passare proprio Gianluca live dal vivo al Teatro Verdi, perché deve assolutamente risaltare la sua voce, perché è una voce incredibile. Non a caso abbiamo detto che lui fa anche la parte di George Michael, dei Queen, ho visto che anche interpreta alla grande Alex Baroni. Sentitelo dal vivo, ok? Al Teatro Verdi, eccolo qui. Ancora qui, a 30 anni come a 15, a cercarmi tra le note, tra occhiaie e polvere, io continuerò a suonare. È questo che di me ti posso regalare. In ritardo come sempre sto correndo, senza vivere il presente, ma aspettando quel momento. E ho dimenticato un altro appuntamento, avrei voglia di dormire, lasciando ogni tormento. Ma in questa confusione
c'è sempre spazio per l'amore. Tra briciole di sogni, fogli pieni di parole, c'è il suono della voce che racconta la mia luce. Tra tutte le più stupide paure, il disordine che in me, ho deciso di cantare fino all'ultimo respiro, perché questo è il mio destino, il mio modo per amare. E cambio idea così tante volte al giorno. Oggi parto, vado via, anzi resto forse un giorno. E quanti anni spesi a chiedermi chi sono io davvero, e se dietro alle mie maschere riesco ad essere sincero. E quante note al vento, senza nome e senza tempo, quante conversazioni lasciate ad aspettare. E quanta indulgenza, quante scuse ho inventato. Sono troppo pigro, non riuscirò a cambiare. Ma in questa confusione c'è sempre spazio per l'amore. Tra briciole di sogni, fogli pieni di parole, c'è il suono della voce che racconta la mia luce. Tra tutte le più stupide paure del disordine che in me, ho deciso di cantare fino all'ultimo respiro, perché questo è il mio destino, il mio modo per amare. Gianluca Amore sul palco del Teatro Verdi, la sua sola voce è accompagnato da piano e archi. Sì, Veramente sì. una grandissima emozione, ce l'hai trasmessa tutta, lo vedo anche dai messaggi che stanno arrivando. Grazie, sono contento. È un po' l'obiettivo di ogni artista, poi arrivare a un pubblico ed emozionare, quindi poi l'emozione è sempre soggettiva chiaramente e fa riferimento a tanti parametri diversi, però sono contento, molto contento che arrivi. E progetti futuri? Progetti futuri ce ne sono tanti, nel senso che nel futuro prossimo ci sono delle cose già fissate. Adesso a dicembre ho qualche concerto, soprattutto natalizio, ecco, mettiamola così, un concerto molto bello in un teatro a Udine con un'orchestra, poi qualche data di Natale, poi partirò in tour gennaio, febbraio e aprile con i Break Free, in cui io faccio George Michael, quindi faccio l'ospite, però sono in tour con loro. A marzo faccio un concerto al Teatro Rex di Padova, con uno spettacolo che ho scritto io sulle canzoni di Claudio Baglioni, quindi sarà pianoforte e archi, con un'attrice, e poi insieme a tutte queste cose qui ovviamente nuove canzoni che sto scrivendo, sto lavorando un po' sulla produzione, e quindi ecco, questa è un po' cosa bolle in pentola. Ok, questo vuol dire, cari ascoltatori, che io la prossima volta che incontrerò Gianluca avrò il doppio di cose da leggere, come se già non bastassero, sul suo percorso musicale. Ecco, Guarda che c'è sì. Serena che mi ha scritto: caspita, che voce, Max, è bellissima. Lo so, infatti, ma dovete aspettare. Adesso vi faccio sentire anche un altro brano. Questa è proprio una cover dove sei solo tu al pianoforte, ok? Live, mi raccomando, live. Quindi, prima di entrare nella pubblicità, vi faccio sentire Gianluca Amore, che canta un brano famosissimo, questo italiano, e sentite che roba, cioè, è una voce incredibile. E poi mi ha confidato, mentre stava andando Disordine, che lui in realtà ha iniziato a studiare canto, insomma, a 20-21 anni. Che talento che hai! Grazie mille, grazie. Allora, vediamo se i nostri ascoltatori la riconoscono. Parte un po' soffusa, però è una meraviglia. E qui il piano lo suoni tu, perché è anche il tuo strumento principale su cui componi. Esatto, sì, anche perché io suono a orecchio, lo ammetto, nel senso che ho iniziato quando ero un bambino a strimpellare la tastiera, poi sempre da grande, ma ormai avevo già sviluppato la parte di suonare a orecchio. Ho studiato un po' di pianoforte dai 15 ai 18 anni,
però ecco, mi sono sempre accompagnato e lo suono, sì, a orecchio, ecco, mettiamola così, anche se ho studiato, ma ero grande ormai, quindi la musica sì, ero un po' reticente a leggerla perché riuscivo a memorizzarla, insomma, a memoria e a orecchio, e quindi ecco, comunque sì, il Ok. pianoforte e la tastiera sono i miei strumenti, sì. Ok, pensate un po' che di base la voce che fa questo brano famosissimo è femminile, quindi entrare anche nelle corde di una voce di una tonalità femminile non è semplice, ma se vi ha detto che fa le cover di George Michael, un motivo ci sarà. Sentite, sentite che roba. Voglio parlare al tuo cuore, leggero come la neve, anche i silenzi, lo sai, hanno parole. Dopo la pioggia ed il cielo, oltre le stelle ed il cielo, vedo fiorire quel mono di noi, anche se tu non lo sai. Vorrei illuminarti l'anima nel blu dei giorni tuoi più fragili, io ci sarò come una musica, come domenica di sole ed azzurro. Voglio parlare al tuo cuore come acqua fresca d'estate, far rifiorire quel buono di noi, il sole e l'azzurro sopra i nevai. Vorrei illuminarti l'anima nel blu dei giorni tuoi più fragili, io ci sarò come una musica, come domenica di sole ed azzurro. Vorrei liberarti l'anima, oh come vorrei nel blu dei giorni tuoi e fingere che io ci sarò come una musica, come domenica di sole ed azzurro. Voglio parlare al tuo cuore, voglio vivere per voi di sole ed azzurro. E beh, applausi meritatissimi al nostro Gianluca Amore, qua dal vivo, ragazzi, dal vivo, di Sole d'Azzurro, anche qui, cioè, emozionantissima, Gianluca. Grazie, sono contento. Questo è 7 anni fa, 2018, quindi infatti mi sento più piccolino. Però sì, questa poi era proprio un'esibizione, oltre che dal vivo, anche quasi improvvisata in quel concerto, perché era un concerto con il coro Name al Teatro di Campo San Piero, anche qui con l'orchestra, la band e tutto quanto, e mi sono ritagliato questo momento pianoforte e voce, il coro non lo sapeva, era una dedica
un po' a loro, ai miei allievi, ai tempi ai miei pazienti di musicoterapia, e quindi credo di averla pensata anche lì, quindi era proprio doppiamente live. Possiamo fare una confidenza e dire uno dei tuoi sogni su questa interprete e artista Certo. nazionale incredibile che è Giorgia? E mi hai detto che proprio ti Certo. piacerebbe cantare con lei. Sì, 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 è il mio sogno e succederà. E io seguo Giorgia da sempre, lei insieme ad Alex Baroni sono le voci che in Italia hanno portato il soul. Poi purtroppo Alex non ha avuto il tempo per farsi conoscere, perché poi la vita a volte è così. Però insomma lui nelle voci maschili e lei nelle voci femminili hanno portato qualcosa di nuovo in Italia, e quindi anche se poi lei si è tanto trasformata negli anni, ha avuto varie fasi, però per me lei rimane sempre il mio punto di riferimento, e quindi so che un giorno la conoscerò, che canterò insieme a lei. Sembra un mitomane in questo momento, però io ci credo, nel senso, so che succederà, insomma. Ma guarda che noi siamo E... con te e assolutamente sì, succederà, accadrà, perché cioè, quando proprio la senti con il cuore questa cosa accade. E poi un'altra bellissima confidenza, cioè, gli ho chiesto ma cosa canterai di George Michael, ma così, cioè una cosa semplicissima, cioè mi ha detto che canterà Don't Let the Sun Go Down on Me con una controparte che interpreterà Elton John, cioè pensate Esatto, che esatto. Questo è meraviglia. il primo anno che la facciamo, tra Mamma l'altro. mia, e dall'altra parte farai anche Somebody to Love, appunto dei Queen, nella Sì. versione di George Michael che abbiamo visto al Freddie Mercury Tribute, anche quella è una bomba. Sì, quello è un brano, questo è il brano che ho sempre fatto insieme a loro, e tra l'altro lo cantavo anche quando avevo 19 anni con i Summertime, e quindi è un brano che avrò cantato, non lo so, 200 volte, e ogni volta, anche la sera in cui magari penso di essere meno motivato, così invece ogni volta è un'emozione quel brano, le parole e la melodia di quel brano, e anche il rapporto che si crea con il pubblico durante quel brano lì è sempre qualcosa di unico. È sempre qualcosa di unico, ma d'altronde Freddie era semplicemente un genio, quindi soltanto un genio può scrivere, un genio soprannaturale può scrivere brani come quello, quindi insomma Ricordo è che sempre poi un'emozione. George Michael in un'intervista appunto aveva detto che gli tremavano un po' le gambe a salire su quel palco e cantare le canzoni di Freddie Mercury, e si è stupito tantissimo nel momento in cui Freddie appunto va su in falsetto e poi fa tutta la scala discendente del lo, ecco, e lui non ha cantato, ha proprio porto il microfono al pubblico e il pubblico Sì, ha risposto nella stessa modalità di Freddie, cioè tutto in scala, e lì ha detto una cosa sì, sì. incredibile. Sì, sì, infatti, Giorgio Michael in quell'esibizione che ho visto tantissime volte è meraviglioso, perché non è soltanto preciso, poi tecnicamente poi lui aveva questa voce cristallina, pulita, anche se era comunque una vocalità soul in qualche modo, perché a lui piaceva molto la parte soul, però si sente che sta sentendo ogni parola, che è lì insieme al pubblico che canta, ed era come se, a me piace pensare a volte a questa cosa, che come se Freddie in qualche modo stesse cantando anche attraverso di lui in quel momento lì. Certo, mi hai E nominato quindi anche un altro brano dei Queen che canterai, The Days of Our Lives, che George Michael ha interpretato con Lisa Stansfield, sempre su quel palco. esatto, che io però nel concerto faccio insieme a Freddie, che poi è Giuseppe Malinconico, il cantante dei Break Free, che interpreta Freddie, e quindi facciamo questo duetto, come se Freddie e George Michael cantassero insieme, avessero avuto la possibilità di farlo insieme, e anche quello è molto emozionante, perché comunque, anche se sì, è un momento di tribute, però si va anche un po' sulla parte dell'immaginario, quindi come se questi artisti fossero ancora con noi e riuscissero a cantare insieme. Lo sono assolutamente, hanno lasciato un segno indelebile nel nostro DNA e nella nostra anima. Senti un po', due cose perché siamo vicinissimi alla chiusura di questa prima parte del Bosco dei Sogni. La prima è che mi chiedono assiduamente e assolutamente contatti, dove leggerti, dove ascoltarti, dove trovarti.
Allora, contatti Gianluca Amore Music sia su Facebook sia su Instagram, e poi in realtà su YouTube basta scrivere Gianluca Amore e ci sono tutti i miei video live e in studio, insomma, che ho fatto in questi anni. Anche TikTok sono come Gianluca Amore, poi su Spotify Gianluca Amore. Sempre Gianluca Amore fondamentalmente, Certo. quindi, però ci sono su tutti i social. Ce lo siamo già detti a inizio puntata, no? Non ti fai mancare nulla. Cioè, tu dici vorrei fare di Nulla. più, ma non so come fai. Comunque, ok. E poi la seconda cosa che chiedo, sai, agli ospiti che chiamo viaggiatori nella vita qui al Bosco dei Sogni è: ci salutiamo con un messaggio, qualcosa che proprio vuoi condividere oggi in questo momento nell'adesso con i nostri ascoltatori. Allora, quello che mi sento di condividere è una cosa che in questo periodo per me è molto importante, è proprio un concetto, quello di avere fiducia. Avere fiducia che le cose succedano, avere fiducia in se stessi, avere fiducia nell'umanità, nelle cose belle, in generale avere fiducia o avere fede, insomma. Mi sento di consigliare questo anche in collegamento, insomma, al brano Pray, insomma, di questi giorni, che mi sta facendo fare tante riflessioni. Però il concetto di avere fiducia, ecco, mi sento di dire questo, anche nei propri sogni. Grande. Grazie Gianluca, sai che ti teniamo d'occhio e che verremo di nuovo a trovarti con tutte le novità che hai e che fai, ok? Certo, io ci sarò. Certo, alla prossima. Mi sono perduto in migliaia di vite e chissà in quante altre ancora, cercando più me stesso che il tuo nome. Non sono che un povero essere umano che cerca ancora invano il suo compito su di un pianeta lontano. Come puoi avermi perdonato? Chi ama lo fa sempre. E tu non sei soltanto un essere umano, sei anche colui il quale ha scelto di ripartire da zero pur di continuare a cercarmi. Forse è la scelta più importante che tu abbia mai fatto per tutto l'arco dell'intero ciclo. Come fai a essere così sicura che ci riuscirò? Come fai a sapere che anche questa volta non scapperò? Perché me lo hai promesso. L'ho visto nel tuo futuro. E visto il modo in cui lo hai fatto, soltanto uno sciocco non avrebbe potuto crederti. Come farò a riconoscerti? Come farò a sapere cosa dovrò fare in quel momento? Fu il venerabile maestro a rispondermi e lo fece affidando le sue parole al vento. Proprio da quel calore, dal calore della sua mano. Grazie a quello saprai riconoscerla e allora il tuo cuore saprà cosa fare. Circles, il viaggio di un'anima di Atlantide.